per la prima curva, che sarà il momento cruciale della corsa, nella quale se Diamond Truppo dovesse andare davanti sicuramente poi avrebbe già una buona fetta di corsa, non in tasca, però insomma un vantaggio grosso a suo favore. Vedremo. Denver Joe ha scambiato molto bene, e anche Daniele Jett. La partenza secondo me sarà fondamentale. Sono d'accordo sul ruolo di favorito di Diamond Truppo, però è una corsa davvero molto molto aperta. Allora si è esaurito il countdown del Gran Premio Italia Maschi. Qualche problema ancora per Don Joe Nobel, probabilmente, che si dirige verso l'artiere. Vedremo se ci sarà qualche sostituzione di ruoto o finimenti da fare. I cavalli in ogni caso sono già tutti pronti, le false partenze si sono ultimate. Il favorito è Diamond Truppo. Andiamo a presentare i partecipanti, visto che c'è un po' di tempo prima del via, con il numero 1 di Lucamo, Marcello Di Nicola, Salinsalchi all'allievo di Afrin Schmidra, di proprietà di Giuseppe Colantonio, col 2 Dustin Di Meletro, Romeo Gallucci per Claudio De Filippo, i colori del signor Marco De Filippo. Con il 3 Diamond Truppo il favorito Enrico Bellei, che allena e guida per la scuderia Pachino Horse. Al 4 Denver Joe, Antonio Simioli in salchi all'allievo di Mauro Baroncini, che porta in pista i colori del signor Francesco Licciardi. Col 5 Daniele Jett, Gaetano Di Nardo per Sabato Bevilacqua, colori della scuderia Team Tony Trans. Al 6 Daniel AV, Manuel Pistone, Giuseppe Pistone, la scuderia Usque ai colori. In seconda fila 7 Dexter Horse, Alessandro Gocciadoro, guida e training per la scuderia di Armando Topo. L'8 Dunga, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori di Manuele Casillo. Con il 9 Don Joe Nobel, Crescenzo Maione per il training di Gaetano Somma e i colori del signor Maurizio Napolano. Con il 10 a chiudere lo schieramento Day of Glory, Edoardo Baldi per il training di Alessandro Baldi e i colori di casa della scuderia Nonna Sibe. Favorito Diamond Truppo quando la macchina ha raccolto i 10 concorrenti del Gran Premio Italia divisione maschile. Prende velocità, si prepara al lancio sulla dritta opposta alle tribune. Ed è Diamond Truppo che cerca di prendere la testa nei confronti di Denver Joe. I due che vanno in lotta, con Denver che insiste, scavalca Diamond Truppo all'interno, prova a rientrare di Lucamo, che è veloce lungo lo steccato, insiste al largo Denver Joe, mentre Diamond Truppo si deve accontentare sulla prima piegata, passa a condurre Denver Joe nei confronti di Lucamo. Quindi Dustin Di Meletro a precedere Daniele Jett. Di fuori scoperto è rimasto Diamond Truppo che si trascina Daniel AV, quindi Don Joe Nobel avanti a Day of Glory, mentre sono chiusi in corda Dexter Horse e Dunga alla retroguardia. 30 per il primo quarto di gara, con Denver Joe che può permettersi di graduare ora il ritmo a proprio piacimento. Enrico Bellei per il momento con Diamond Truppo si accontenta di restare accanto a Dustin Di Meletro in terza posizione. Secondo alla corda è Di Lucamo, gruppo che si allunga con Denver Joe che è chiaro leader nei confronti di Lucamo. Quindi Dustin Di Meletro si mette in moto dall'ultima posizione Day of Glory, che cerca di rifare il gruppo in terza ruota. Intanto il giro se n'è andato via in 1 minuto e 8 decimi. Denver Joe in vantaggio, Di Lucamo secondo alla corda. Diamond Truppo che cerca di passare terzo al chilometro in 1:15 e 7. Poi ancora Daniel AV a precedere Day of Glory, che è rimasto appeso in terza ruota all'ultimo passaggio davanti alle tribune. Denver Joe sempre saldo leader, Di Lucamo che gli si riavvicina, con a destra sempre Diamond Truppo. Poi Daniel AV lungo la corda, Dustin Di Meletro, ancora Daniele Jett e Don Joe Nobel, mentre desiste Day of Glory. 14,5 davanti alle tribune e 14,7 per la curva di destra sono i parziali necessari di Denver Joe per tenere
a distanza per il momento di Luca Mo e Diamond Truppo che cerca di ingambarsi sulla dritta di là, 400 dalla conclusione, però Denver Joe è ancora chiaro leader nei confronti sempre di Luca Mo e di Diamond Truppo. A metà della piegata conclusiva accelera il leader che cerca di staccare definitivamente gli avversari. L'ultima curva passata dal battistrada in 14,9, Denver Joe in vantaggio, di Luca che prova ad avvicinarsi insieme a Diamond, ma Denver ancora chiaro margine. Diamond ora trova la camminata, va di dentro Dustin Di Meletro, Denver Joe è in vantaggio, Denver Joe fino in fondo viene a vincere l'Italia nei confronti di Diamond Truppo, mentre per il terzo Daniele Jett finisce a bomba e arriva molto vicino a prendere il podio. Se non lo prende bisogna andare dal giudice. Il successo però in coast to coast di Denver Joe, Antonio Simioli alla guida per il training di Mauro Baroncini, i colori di Francesco Licciardi, il successo del figlio di Southwind Frank e Swan Wise AS che nel finale conclude netto vincitore, un paio di lunghezze nei confronti di Diamond Truppo, mentre per il terzo è proprio Daniele Jett a cogliere la terza moneta. E allora andiamo in premiazione ad accogliere Antonio Simioli con Denver Joe.